Dopo la disfatta, adesso anche la mano pesante del giudice sportivo. Ci riferiamo allo spareggio playoff tra Don Carlo Misilmeri ed Olimpica Caracas, conclusasi come si sa con la vittoria della prima con il risultato di 4-0. Analizzando alcuni episodi su segnalazione dell'arbitro, il giudice sportivo ha pesantemente squalificato l'attaccante biancazzurro Michele Settecase per 5 giornate, Emiliano Bellavia per una ed il presidente pro tempore Salvatore Botune sino al prossimo 30 maggio. Una mazzata giustificata dal referto arbitrale. Queste le motivazioni. Michele Settecase per atto di violenza nei confronti di un avversario, nonché per contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro a fine gara. Salvatore Bottone per proteste e contegno offensivo nei confronti degli ufficiali di gara durante e dopo la partita. Emiliano Bellavia espulso assieme all'avversario Sgro nel secondo tempo. Si aprirà un'inchiesta? Tutto dipende da ciò che deciderà l'organo federale.